La legge è di pochi giorni fa, è quella approvata dall'ARS sui centri storici in Sicilia. Obiettivo valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale delle zone antiche e delle città, attraverso norme in grado di semplificare le procedure per gli interventi, molto spesso rimasti solo sulla carta con gravi conseguenze, come dimostra la tragedia di Favara di qualche anno fa. Diverse le opportunità e di questo si è parlato nel corso di un convegno promosso dalla Confartigianato di Agrigento. Finalmente, dopo diciamo, quello che è successo negli anni, ci troviamo ad avere un bando che veramente punta alla rivalutazione dei centri storici, perché noi per ora abbiamo sentito parlare di centri storici solo durante la campagna elettorale oppure quando c'è un'emergenza crollo. Allora, questo bando diciamo, dà la possibilità a chi è proprietario di un immobile nel centro storico di poter andare a risanare, ricostruire e ristrutturare per quello che è qualsiasi tipologia di intervento. Allora, innanzitutto con un mutuo ventennale a tasso zero, perché sarà la Regione ad affrontare gli interessi, ma poi a questo sono cumulabili tutte le altre misure, quelle sul risparmio energetico, chi ha diritto al 50% per quanto riguarda diciamo, tutte le altre misure che ci sono. Diciamo che ci sono un insieme di agevolazioni che vanno a creare un'interferenza a tutto a vantaggio del consumatore finale, tra il bando che permette l'abbattimento dei tassi di interesse, del tasso di interesse perché è pari a zero, quindi diciamo che in 20 anni si vede un fondo perduto grazie a questo bando della regione siciliana, e poi si vanno a incrociare un insieme di agevolazioni, quale la detrazione fiscale che varia dal 50 al 65%, e oltre a questo si vanno a intersecare altri fattori quale per esempio l'IVA agevolata. Quindi questi fattori tutti messi insieme in un piano ben preciso di ammortamento e di sostenibilità da parte dello speculatore, in questo caso che può essere la famiglia oppure anche l'imprenditore, diciamo che poi visto in 20 anni si vedrà che la ristrutturazione è avvenuta totalmente a fondo perduto, a costo zero. In tutte le città il centro storico dà vita a tutta quanta la città. Finalmente anche ad Agrigento potrebbe arrivare questa opportunità con questo bando regionale. Sì, questo bando è la rimodulazione di un bando precedente del 2009 che riguardava soltanto l'edilizia residenziale. Adesso questa nuova rimodulazione riguarda invece l'edilizia residenziale non all'interno dei centri storici. È un bando che consentirebbe di valorizzare il nostro patrimonio immobiliare attraverso interventi di ripristino funzionale e di recupero conservativo, rovesciando anche quei processi di desertificazione urbana e di degrado ambientale che purtroppo colpiscono il nostro centro storico. All'interno di questi processi ovviamente gli enti locali devono avere un ruolo di assoluta centralità, strutturando anche dove possibile un ufficio per il centro storico che possa non soltanto offrire informazioni agli utenti che vi si rivolgeranno, ma anche in qualche modo convogliare intorno a sé tutte le informazioni necessarie per poi poter appunto accedere non soltanto a questo bando ma anche a tutti gli interventi che potranno riguardare il recupero del cuore antico della città di Agrigento.